Ascoli Provercelli finita 0-0, Bari Crotone 0-0, Brescia Vicenza 0-1, Cittadella Cesena 1-1, Grosseto Lanciano 2-2, Regina Padova 2-1, Sassuolo Spezia 3-2, Ternana Empoli 0-0, Varese Juve Stabia 1-1. Si sta giocando dalle ore 18 Livorno-Modena e in questo momento le formazioni sono ancora sullo 0-0. A proposito di aggiornamenti, si sta giocando anche l'anticipo pomeridiano tra Chievo e Palermo. Il Palermo ha in vantaggio dopo 5 minuti con una rete realizzata da Formica. Torniamo alla classifica della Serie B con il Sassuolo al comando 58 punti, Livorno 51, Verona 47, Varese 43, Empoli 39, Juve Stabia e Padova 35, Brescia 34, Modena e Ascoli 33, Spezia e Cittadella 32, Cesena 31, Ternana, Crotone e Lanciano 30, Regina 29, Novara 28, Bari 26, Vicenza 25, Provercelli 17, Grosseto 16. Il Brescia cerca punti preziosi e la prima vittoria del 2013 per rimanere agganciato alla zona playoff. Il Vicenza invece per allontanarsi da quella della retrocessione. Calori schiera i padroni di casa con un 4-3-1-2, con Scaglia alle spalle di Mitrovic e Caracciolo preferito a Corvia. Dal canto manda in campo i veneti con un 4-4-2, Tiribocchi e Malongà le due punte, arbitra Nasca di Bari. Subito il Brescia in attacco, la punizione di Rossi, la palla a Caracciolo che mette in mezzo e sventa la difesa dei veneti. Il calcio d'angolo respinge la difesa dei biancorossi, il capitano Zambelli, la botta, Remek in calcio d'angolo, avvio subito significativo dei padroni di casa. Budel entra così in area, il suo sinistro a giro, palla sul palo e ancora Bremek in calcio d'angolo. Decisivo fino a questo momento il portiere spagnolo, ecco, riflessi pronti. Si vede verso il 15° minuto anche il Vicenza, Tiribocchi, ma ancora Zambelli sventa così con gli applausi di tutto il pubblico del Rigamonti. Ancora il Vicenza in attacco, sulla fascia Bellazzini il tiro e questa volta è Arcari a dire di no all'ala del Vicenza. Siamo alla mezz'ora, in attacco il Brescia, il cross, Caracciolo in posizione regolare, sciupa così l'Airone. Ancora il Vicenza, la palla per Malongà, Arcari esce così il primo tempo. Finisce qui la ripresa, si apre con un cambio, fuori Mitrovic, dentro Corvia. Ancora Vicenza in attacco, la palla Bellazzini, il suo tiro, Arcari, poi Tiribocchi e ancora il portiere del Brescia in calcio d'angolo. Siamo al 4° minuto. Ecco l'angolo, la respinta della difesa, Brighenti, il suo tiro al volo e questa volta Arcari è battuto, Vicenza in attacco con il gol di Niccolò Brighenti. Rivediamo il tiro, non c'è niente da fare per il portiere del Brescia. La reazione delle rondinelle e attenzione, azione molto dubbia, andiamo a rivedere le proteste di Di Maio ed entra così Milanovic su Lasic e i dubbi sono molti. Ancora il Brescia, Lasic dalla distanza ed è sicuro Bremek. Siamo già oltre alla mezz'ora, ci prova ancora Caracciolo, decisamente in giornata no l'Airone. Rivediamo il colpo di testa altissimo sopra la traversa. Il disappunto di Calori e invece dal canto sente vicina la vittoria. Siamo nei minuti finali, oltre il 45°. Palla in mezzo, Corvia e Bremek in angolo, non c'è neanche il tempo per battere dalla bandierina e l'arbitro fischia alla fine della gara. Il Vicenza dunque spugna il Rigamonti. Come avete visto nelle immagini,
i portieri forse i migliori in campo, dunque le due squadre si sono affrontate a viso aperto, però fatto sta che il Brescia in questo 2013 non sa più vincere, 3 pareggi e poi la sconfitta odierna. Bene invece il Vicenza che trova 3 punti preziosi, soprattutto dopo anche aver espugnato settimana scorsa il Bentegodi di Verona. Per noi il migliore in campo è Nicolas Suarez Bremec, il portiere catalano del Vicenza. Ribadiamo il risultato a Brescia, Vicenza batte Brescia 1-0. La linea allo studio. Che Alessandro Dal Canto abbia applicato la lettera il breviario del perfetto tecnico italiano, capitolo salvezza? Può essere se si guarda a Verona, gara più che complicata sulla carta per il suo Vicenza, quindi serve la riprova. Brescia, a Rigamonti, Brescia che dà la caccia ai play-off dopo 3 punti in 4 partite, pochini per Calori che schiera davanti Mitrovic e Caracciolo, il primo ad essere pericoloso, il quinto con un tiro cross salvato da Martinelli con Daprelà in agguato. Solo Brescia per ribadire quello che già si pensava, anche al sesto e al decimo. Prima ci prova Zambelli dalla distanza e Bremec, l'uomo di Verona, salva. Poi Budel che piazza a giro dopo una grande azione e la palla finisce sul palo. E se ricordate Jorginho una settimana fa, avete già capito. Al 14esimo sull'angolo di Scaglia va di testa De Maio, ma c'è ancora Bremec. Il Vicenza, alleluia. Lo vedi 2 minuti dopo con rasoterra di Semioli su cui Arcari non rischia e mette in angolo. E vuoi vedere che il Vicenza... Già, proprio così, e al 50esimo sulla prima prova tecnica Arcari nega il gol a Bellazzini e Tiribocchi, ma era la prima prova tecnica e quindi c'è margine e in 60 secondi si può imparare dagli errori, soprattutto se Brighenti si inventa un destraccio pesante che si insacca a mezza altezza, ma non guardate Arcari, 1-0 per il Vicenza, proprio come a Verona, solo un po' prima, quindi Calori può agire cambiando Mitrovic per Corvia, Daprelà per Saba, spostando Scaglia sulla mancina, che non partoriscono nulla, solo un tiro a giro alto di Corvia al 75esimo, ma non c'è Vicenza senza Bremec e al 92esimo l'uruguagio diventa santo sulla testa di Corvia, innescato dal cross di Sodigna, dopo il sacco del Bentegodi, la calata su Brescia, tempo di tornare a casa col bottino di guerra, caro Dal Canto.